Benvenuti a San Salvatore di Italia. Vi stiamo facendo degustare la tuma di latte di nostra produzione, latte vaccino. Come viene preparata? Parliamo un po' del procedimento, degli ingredienti. Allora, l'ingrediente principale è il latte che deve essere di alta qualità, animali allevati allo stato brado, al pascolo e poi tanta maestria. Nel frattempo prepariamo qualche piatto. Quindi tanta maestria, una tradizione E tanto amore. Prego. Che se non lo fai con amore non delle c'è gesta niente che da si fare. ripetono da secoli e secoli. Assolutamente, questa è una tradizione tramandata da generazione in generazione. Ora la assaggi e mi dici. Grande piacere. Vai. Al sindaco un bel cucchiaio di latte. Assaggiamo insieme al sindaco. Sindaco, Prego. Allora non ti chiedo sta carta Sebastiano. lo assaggiamo insieme questo vanto della tradizione, sindaco. Non ci sono parole, buonissimo. Aziende ficalesi. Il nostro orgoglio. Buonasera, ci parli di questa azienda, di quanta passione c'è dietro e quanti sacrifici? Allora, questa azienda nasce negli anni 90 con le forze dei miei suoceri, i signori Armeli, e adesso in azienda ci siamo anche noi, io, mio marito e le mie cognate, e cerchiamo di portare avanti le tradizioni dei Nebrodi. I veri sapori di una volta. Esattamente, con la provola, la ricotta fresca, i salumi del suino nero, il miele di ape nera. Qual è la più grande soddisfazione che provate quotidianamente? Quello di portare a tavola i prodotti di nostra produzione. Noi vi facciamo tanti complimenti, un caro saluto Grazie. da San Salvatore di Fitale. Grazie. E al prossimo video sulla pagina di Bella Sicilia. Grazie. Grazie. E come ogni buona degustazione si conclude sempre con un momento emozionante, quello delle musiche popolari siciliane. Miele e nocciole, San Salvatore di Fitale, nell'ambito dell'evento Lo Scrigno dei Nebrodi.